Ciao ed eccomi qui per parlarvi della mia prima palette Essence che ho preso. Ho preso questa palette da OVS, l'ho pagata 8,99 €, mettiamo 9 euro perché per un centesimo non fa molta differenza che siano 9 euro. E allora l'ho trovata confezionata bene, questa è quella che ho preso io, Salvadores Bangkok. Ce n'era un'altra che era con la scritta qui di Parigi, c'era anche l'attore di Parigi se non ricordo male, però le colorazioni mi sembravano troppo simili tra di loro, per cui non l'ho presa perché avevo paura di fare un make up che non si vedesse la differenza tra le colorazioni. Mentre questa che ho preso io ha queste colorazioni molto diverse tra di loro, così ci si può giocare più, che mi piace di più il gioco di colori che c'è. È in cartone così, che probabilmente le conoscerete benissimo, e ha uno specchio, anche qui specchio qui con questi disegni, non è niente male. E queste sono le colorazioni di questa palette. Il retro è così, visto che è di cartone, beh, il massimo mi sembra che si apra così, perché mi dà l'impressione di romperla se schiaccio ancora di più per aprirla. E allora, che dirvi? Ah, la chiusura calamitata. Allora, che dirvi di questa palette? È stata una piacevole sorpresa, è la prima volta che ne prendo un prodotto Essence, visto che a me piacciono le palette, non gli ombretti singoli. Ho deciso di provare a prenderne una e vi devo dire che la scrivenza non è stata niente male, sia degli shimmer che degli opachi. Io adesso comunque volevo dirvi che ve lo anticipo che ho utilizzato il primer sugli occhi, quello di Anastasia Beverly Hills, che è chiaro, per cui la colorazione qui panna si nota un po' meno la differenza tra il primer e l'ombretto, per il fatto che il primer è chiaro. Però l'ho anche utilizzata con il primer di Urban Decay, che ha più una colorazione pelle e che è più beigeolino, e vi devo dire che il panna si nota di più come colorazione rispetto al primer. Ok, io adesso vi lascio ai 3 make up che ho realizzato, di cui uno ho realizzato un trucco, un occhio di un trucco e un occhio di un altro trucco, mentre sul clip dopo ho utilizzato quel trucco che mi vedete, ho realizzato il trucco che mi vedete addosso adesso. Ok, vi lascio alle 2 clip, così vi faccio vedere i 3 make up che ho deciso di realizzare con questa palette, giusto per utilizzare tutti gli ombretti. E iniziamo con il primo trucco. Farò 2 occhi diversi con questa palette. Allora, prima cosa metterò il panna su entrambi gli occhi. Questo panna, se lo utilizzate con un primer come Anastasia Beverly Hills, che è quello che c'è su adesso, si nota poco, però vi assicuro che con il primer di Urban Decay, che è più color pelle, si nota di più il chiaro di questo ombretto, perché adesso sì, si nota, però mi dà l'impressione che si noti un po' meno. Allora, poi inizio con la piega. Su un occhio metto questo qui. In questo caso su questa piega ci ho fatto 2 passate perché è un colore alquanto chiaro, ma allo stesso tempo mi piace l'idea di farci più di una passata, perché stratificando posso arrivare al livello che più preferisco di colorazione. Mentre su quest'occhio utilizzo questo colore. Come vedete questo colore è più acceso, visto che probabilmente anche ne ho preso troppo con il pennello, l'ho un po' picchiettato, dando un senso di volerlo sfumare per aiutarmi nella sfumatura vera e propria, perché altrimenti mi ha dato l'impressione di fare macchia
Così adesso l'ho steso, ho il pennello libero e mi dedico alla sfumatura. Ok, dopo averlo sfumato posso dire di aver fatto le 2 pieghe. Adesso su un occhio metto nella parte iniziale dell'occhio questo qui che è lo shimmer più chiaro. Questa sarebbe la colorazione sul pennello. Mi sembra che lavori bene anche con il pennello e mi piace anche l'effetto che ottengo. Ci provo con il dito, questa è la colorazione che di solito con il dito si accentua il tutto. Sì, anche in questo caso il dito ha accentuato la colorazione, però diciamo che l'effetto mi piace. Nella parte esterna metto questo rossiccio. Anche qui guardo di stratificare e di mettere colore fino al punto di intensificazione che più mi piace. Per agevolare quel discorso che si è formata un po' di riga, prendo o il colore più scuro se voglio più scuro o il colore più chiaro se voglio più chiaro e ci vado sopra giusto per togliere l'effetto riga. Come vedete l'effetto riga è sparito. Riprendo un attimino il colore, questo mattone più scuro, perché sfumando mi dà l'impressione che si sia un po' persa di intensità. Comunque qui ci si gioca sul fatto di fare più passate fino ad arrivare alla colorazione desiderata. Ok, quest'occhio fatto, pensiamo all'altro occhio. Allora, sulla parte interna dell'occhio metto questo shimmer. Questa è la colorazione sul pennello. Come colorazione colora bene. Ci metto una passata con il dito giusto per intensificarla. Questa è la colorazione, specialmente intensifico qui al centro. E questa è anche questa parte d'occhio fatto. Nella parte esterna metto questa colorazione. E anche qui intensifico fino al punto che più mi soddisfa la colorazione. Anche in questo caso prendo uno di 2 colori, o il più chiaro o il più scuro, giusto per togliere eventuale effetto di riga. Ok, anche quest'occhio fatto. Eccole qui le mie 2 proposte. Adesso metto il mascara e torno. Eccomi qui con il mascara messo. Queste sono le 2 proposte, uno più colorato, uno più sul marroncino, però entrambi molto molto carini. Mi allontano così vi faccio vedere l'effetto da lontano. Tolgo il cerchietto. Eccomi qui con il cerchietto tolto. Come mascara ho utilizzato questo qui di Pat McGrath, che ha questo tipo di scolino, e come rossetti un rossetto di Huda Beauty Wedding Day, questi qui in stick, che sapete che io li adoro. E che vi devo dire? Queste 2 proposte mi piacciono entrambi le sfumature mi ispirano molto. Faccio confusione. Entrambi le sfumature mi ispirano molto, mi ispira molto come anche lavora questa palette. Ok, ci vediamo nella prossima clip con altre proposte. Ed eccoci qui per la seconda clip del
per il trucco con questa palette Essence. Ho già messo il primer, che sapete che ho messo quello chiaro di Anastasia Beverly Hills, poi ho messo il panna, che come vi avevo spiegato per il discorso del primer, la differenza di dove l'ho messo e dove non l'ho messo, sì, si può, beh, forse in questo caso un attimo si può anche notare che qui ci ho messo il panna e qui no, però mettendo il primer chiaro la differenza si nota meno. Allora poi volevo utilizzare gli ultimi due colori che non ho ancora utilizzato di questa palette, cioè questo colore opaco e questo colore shimmer. Praticamente volevo mettere questo colore opaco sulla piega, anche se me lo vedo scuretto, ma volevo provarci, e questo colore invece a palpebra piena sulla palpebra mobile. Inizio con la piega che mi fa un po' paura. La picchietto un attimo il colore perché ho paura che sia troppo pigmentato. Ne ho preso poco, giusto per evitare, dai, che forse ce la facciamo. Sì, ok, è scuretto però rispetto al mio solito, però mettendone poco e andandoci piano sia a metterlo che a sfumarlo riesco a non fare macchia e ad avere la mia piega. Ce l'ho fatta a mettere la mia piega. Ed eccomi qui con entrambi gli occhi fatta la piega. Adesso prendo il colore shimmer, lo prendo prima con il pennello, questa è la colorazione, e lo spiazzico qui sull'occhio, che come scrivenza già c'è. Ci provo con il dito, questa è la colorazione. Beh, diciamo che come colore non è niente male, mi piace anche questo. Poi il lato interno ed esterno li faccio con il pennello. Fatto anche quest'occhio, fatto così, faccio anche adesso l'altro occhio. Ed ecco fatto entrambi gli occhi in questo modo, però non sono molto convinta di lasciare qui la parte finale così chiara e sto pensando di mettere questo marroncino, che è il colore più scuro, aiuto che sono sparita, di mettere questo colore marroncino più scuro, di metterlo qui nella parte finale, e quasi quasi ci provo, ne prendo un attimino con il pennellino questo marroncino, giusto per intensificare qui il lato esterno. Sì, forse, beh, adesso ne ho messo pochissimo, però lo sto facendo. Diciamo che adesso stratifico perché lo sto mettendo sopra quello shimmer, per cui ha una scrivenza un po' più delicata rispetto a metterlo a palpebra pulita direttamente sul primer. Però un po' sta avendo l'effetto di inscurire leggermente l'angolino, che forse è meglio. Eccomi qui che ho stratificato varie volte, sono riuscita a raggiungere questo punto di più scuro e mi sembra quasi quasi meglio rispetto a fare tutta la palpebra piena col colore chiaro. Ok, metto il mascara e torno. Ed eccomi qui con il mascara messo, e questo è l'effetto dell'ultima proposta che vi faccio con questo make up. Mi allontano l'immagine, eccomi qui col mio faccione in piena visuale. Allora, come mascara ho messo questo di Nabla, come rossetto ho uno stick di Huda Beauty ed è Payday, questa colorazione qui. Ed eccomi qui per la mia conclusione di questa palette. Beh, intanto vi faccio passare due foto con gli swatch di questi ombretti, a parte che li avete già visti all'opera, però vi faccio passare anche le due foto con gli swatch, una foto con la prima riga e una foto con la seconda riga.
Ok, che dire di che altro aggiungere? Vi ho già fatto vedere all'opera questa palette, è stata veramente una piacevole sorpresa. Sono stata anche felice di averla presa e di aver scelto questa gamma di colori. E basta, non mi sento di aggiungere nient'altro, che per la mia prima palette Essence vi devo dire che non mi ha deluso come immaginavo. Gli ombretti si sono sfumati benissimo, gli shimmer sono luminosi, volevo dire abbastanza, per il fatto che altre palette più costose, gli shimmer usano quelle texture di aggiungere brillantini più o di un colore diverso della base colore, hanno queste tecniche di, di cambiare la luminosità degli ombretti shimmer, mentre qui gli ombretti shimmer sono, come la base è anche lo shimmer, mentre sugli ombretti più costosi molto spesso fanno la base di un colore e mettono i brillantini di un altro colore in modo che si abbia quel gioco di luci diverse. Però anche però come brillantezza anche questi shimmer non sono niente male. Ok, io non me la sento di aggiungervi altro, soltanto che sono soddisfatta, lo avrò ripetuto 20 volte in questo video. E io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!